Non è stato un solo colpo ad uccidere Aldo Naro fuori dalla discoteca Go a Palermo nel 2015. Impossibile. È quanto hanno affermato i periti che nel 2021 avevano effettuato a Catanzaro la nuova autopsia e una TAC avanzata sul cadavere esumato del giovane medico, rispondendo alle domande del pubblico ministero e degli avvocati di parte civile. I periti hanno spiegato che da nuovi accertamenti emerge la frattura del massillo facciale e della seconda vertebra cervicale con infiltrazione ematica. Viene dunque sconfessata la tesi sostenuta alla precedente udienza dal professore Paolo Procaccianti, il medico legale che aveva effettuato l'autopsia all'indomani dell'omicidio. Secondo i periti, i colpi inferti sono stati certamente numerosi, pluridirezionali, rivolti al capo e al collo e in grado di determinare una imponente emorragia cerebrale in più punti. Il sangue, infatti, hanno precisato, era sparso ovunque. Quanto affermato in aula dai periti, dicono i genitori della vittima, apre la strada alla verità, conferma quanto sosteniamo sin dal giorno dell'omicidio e riconosce lo straordinario lavoro dei nostri consulenti Giuseppe Ragazzi e Salvatore Cicero. Certo, continuano, è assurdo che siano dovuti passare 9 anni e che abbiamo dovuto vivere anche l'atroce esperienza della riesumazione del cadavere. Perché chi ha fatto la prima autopsia ha sostenuto che Aldo è morto per un solo calcio? E perché non ha mai parlato di fratture cervicali? E come è possibile che la prima TAC sia sparita dagli archivi del Policlinico di Palermo? Domande di 2 genitori che al momento non hanno alcuna risposta. Dopo una lunga maratona in Camera di Consiglio andata avanti per oltre 8 ore, il Tribunale di Enna ha condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale su minori Don Giuseppe Rugolo, sacerdote ennese, arrestato nel 2021. Lo scorso 10 gennaio, nella sua requisitoria il PM aveva chiesto per Rugolo la pena di 10 anni di reclusione. Al sacerdote è stata combinata anche l'interdizione perpetua dall'insegnamento e per 5 anni dai pubblici uffici, una sentenza che rappresenta la fine di un incubo per Antonio, riconosciuto vittima degli abusi del sacerdote quando ancora era minorenne. Arrivare a questo momento non è stato per nulla semplice. Sono davvero passati tanti anni e dopo non essere stato creduto dall'autorità ecclesiastica invece mi sono affidato allo Stato e quello che ho raccontato è stato credibile, è stato creduto dai giudici e quindi l'arrivo di una condanna per me è stato importante. Non solo per me, non solo per la mia famiglia, ma anche per quanti sono stati poi coinvolti in questo processo e per quanti purtroppo magari ancora non trovano la forza di denunciare. Il Tribunale ha anche riconosciuto la responsabilità civile della Curia di Piazza Armerina, una responsabilità che secondo Antonio adesso dovrà servire ad avviare un cambiamento in diocesi. In questa diocesi ci sono appunto dal vescovo ai suoi stretti collaboratori, a chi ha sempre di fatto aiutato Rugolo a uscirsene in un modo o nell'altro dalle sue responsabilità. Oggi quelle responsabilità cadono a maggior ragione su di loro. Avere ancora un vescovo che per l'appunto ha coperto e sa di avere coperto questo come altri casi, così come è emerso tuttavia dagli atti, io non credo che faccia ancora bene a questa Chiesa e quindi a questo territorio. L'indagine nei confronti di Don Rugolo si era aperta proprio grazie alla coraggiosa denuncia di Antonio che raccontò alla squadra mobile di Enna le violenze subite dal 2009 al 2013. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire altre violenze commesse nei confronti di altri giovani. Una condanna di questo genere io mi auguro possa in realtà dare la fiducia e la speranza ad altri giovani che si può denunciare, si deve denunciare, bisogna affidarsi veramente alla giustizia. Ci sono voluti quasi 26 anni per conoscere la verità sulla morte di Mico Geraci, sindacalista siciliano della UIL che ha pagato con la vita il suo impegno contro la mafia. I sospetti che dietro al delitto ci fosse Cosa Nostra hanno finalmente trovato riscontri solidi. Un'inchiesta lunga che ha portato all'arresto di 2 boss, Pietro e Salvatore Rinella, capi mafia di Trabia, fedeli gregari di Bernardo Provenzano, vero regista del piano che portò all'eliminazione del sindacalista scomodo. Geraci, anni di militanza nella Democrazia Cristiana, uomo rigoroso e impegnato da sempre in battaglie di legalità, dava fastidio agli uomini d'onore del suo paese. Caccamo. Aveva anche deciso di candidarsi a sindaco. Nei comizi pubblici denunciava le ingerenze di Cosa Nostra nella pubblica amministrazione e rifiutava di assistere per i rimborsi agricoli personaggi poco chiari.
Un malcontento che era arrivato alle orecchie di Nino Giuffrè, capomafia locale, che aveva preferito non prendere posizione. Gli stessi malumori erano arrivati a Bernardo Provenzano che, al contrario, decise di mettere a tacere il sindacalista rivolgendosi ai fratelli Pietro e Salvatore Rinella. Geraci fu freddato l'8 marzo del 1998 davanti agli occhi della moglie affacciata dal balcone di casa. Negli anni l'inchiesta sul delitto è stata archiviata e riaperta più volte. La prima archiviazione fu decisa nel 2001. Nel 2006 ce ne fu una seconda. Giuffre aveva però dato spunti preziosi. Negli anni successivi altri ex mafiosi come Emanuele Cecala, Andrea Lombardo e Massimiliano Restivo hanno deciso di collaborare con la giustizia, svelando particolari su una serie di delitti irrisolti, tra i quali proprio quello di Geraci. Da qui la nuova riapertura dell'inchiesta e oggi provvedimenti cautelari per i mandanti Salvatore e Pietro Rinella. È un mistero la morte di un 72enne in provincia di Messina. Vincenzo Marchese è stato ritrovato cadavere seminudo sugli scogli del lungomare della Marchesana a Terme Vigliatore. Secondo un primo esame non ci sarebbero ferite, tutto farebbe immaginare un malore, ma i familiari hanno evidenziato che nelle ultime settimane l'uomo avrebbe avuto dei forti contrasti con dei vicini di casa. Per i familiari quindi potrebbe essere un omicidio, un'aggressione a scopo di rapina o una vendetta, ma per gli investigatori al momento nulla farebbe indirizzare verso questa ipotesi, anche perché l'esame esterno compiuto sul posto lunedì sera al medico legale non ha fatto emergere ferite sul corpo, così da accreditare la tesi del malore. Nulla quindi che possa far pensare ad una morte violenta. I risultati dell'autopsia già eseguita all'obitorio dell'ospedale di Patti su richiesta della Procura di Barcellona diretta da Giuseppe Verzera, che ha aperto un'inchiesta, diranno di più. Al momento il fascicolo è contro ignoti, ipotizzando la morte come conseguenza di un altro reato. A scoprire il cadavere di Vincenzo Marchese proprio di fronte alla sua abitazione è stato un amico lunedì intorno alle 18:30. Il pensionato era privo del giubbotto e del maglione che indossava quella sera, addosso non aveva nemmeno il portafogli. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Barcellona, che nelle prossime ore sentiranno i familiari proprio sulla vicenda dei litigi con i vicini, pare per dei rifiuti lasciati nel piazzale antistante la spiaggia. Voglio anche lanciare un appello a chiunque sa qualcosa, va a dirlo alla procura o al mio avvocato. Non crede all'ipotesi di un suicidio la famiglia di Ayman Serti, il sedicenne marocchino che il 16 febbraio 2023 fu trovato semicarbonizzato a Merì, in piazza Italia 90, ad un anno dalla sua morte. La Procura di Barcellona ha chiesto l'archiviazione. Secondo gli investigatori il giovane si è tolto la vita. L'inchiesta aveva ipotizzato anche il reato di omicidio volontario. L'avvocato della famiglia di Ayman, Tommaso Calderone, ha già annunciato che presenterà opposizione perché ci sarebbero diversi aspetti che devono essere ancora approfonditi. Il fratello di Ayman, Aibu, invece, continua a passare quotidianamente da quel piazzale dove c'è una bacheca con scritto "Sarai sempre nei nostri cuori" e continua a non credere nell'ipotesi di un suicidio. Perché non sappiamo come fanno a credere che un ragazzino di 16 anni si toglie la vita in quel modo, anche senza ragione. Poi noi lo troviamo molto strano perché mio fratello non manco era depresso, era un ragazzo molto, molto bravo, amava la vita, sorridente e allegro. Poi non so, qualsiasi cosa è successo quel giorno, secondo me si tratta di omicidio, perché è molto strano così un ragazzino di 16 anni viene all'improvviso e decide di uccidersi. È contenta di essere stata creduta. Asia, la giovane vittima dello stupro di gruppo di Palermo, però non gioisce per la condanna a 8 anni e 8 mesi di uno dei suoi stupratori, inflitta ieri. La vittima ha sempre ribadito di essere stata aggredita e di aver gridato basta, chiedendo di smettere ai suoi aguzzini. Io dico che la ragazza è stata violentata sia il 7 luglio ma anche successivamente, perché sono continuate tutte queste cattiverie che sono state dette su di lei, una sorta di campagna diffamatoria che mi ha molto ferita personalmente come donna. Quindi per me la vittoria vera è quella che i magistrati abbiano creduto a questa violenza, nonostante questi attacchi mediatici. Ad aprile saranno giudicati sempre con il rito abbreviato anche gli altri indagati.
La ragazza come sta? La ragazza è molto provata, moltissimo. Io l'ho trovata già molto provata perché appunto aveva subito tutti questi attacchi mediatici pazzeschi, ma veramente pazzeschi, infamanti, molto aggressivi. L'ho trovata molto provata. Piano piano stiamo cercando di aiutarla. Legalità e integrazione per i braccianti stranieri sfruttati, il caporalato nelle campagne di Paternò e lo scempio della baraccopoli, fenomeni presenti da anni ed esplosi in tutta la loro gravità dopo l'omicidio di un nordafricano e l'inchiesta di Antenna Sicilia e Telecolor. In prefettura a Catania si cercano soluzioni. Il recente decreto legge permetterà la nomina di un commissario per l'eliminazione degli insediamenti abusivi, ma questo non basta. L'altro passo sarà la firma di un accordo che intendo stipulare coinvolgendo le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e chiaramente tutta la rete sociale, perché evidentemente c'è anche un ruolo importante dei datori di lavoro e quindi un'attività, perché se io do un lavoro devo dare anche le condizioni per svolgere questo lavoro. Nervi tesi tra i braccianti stranieri in questi giorni. Avvertiamo un'aria tesa, una tensione che prima c'era ma si riusciva a gestire, ora si sentono sotto osservazione. I braccianti della baraccopoli di Paternò, se l'ispettorato del lavoro accerterà che sono stati sfruttati, non potranno essere espulsi, afferma il sindacato. Va affrontato il tema sul piano della legalità, sul piano della sicurezza, ma anche su un piano dell'integrazione sociale di chi è in regola o comunque di chi può essere regolarizzato. Adesso è stato firmato lo sgombero, ma la baraccopoli sorge in un terreno privato ed è lì da quasi 10 anni. I proprietari ci hanno chiesto proprio questo, hanno denunciato questa situazione e hanno chiesto di sgomberare. La stagione della raccolta degli agrumi sta per concludersi, questi braccianti si sposteranno in altre province, ci sono altri campi in cui lavorare. Tra poco inizierà la raccolta delle patate nel siracusano. Dove alloggeranno e quale sarà la loro paga? Da una parte la cura del verde, dall'altra il verde che non si cura. Mentre si piantano 2500 alberi, uno per ogni bambino nato nel 2023, a Catania gli alberi esistenti non godono di ottima salute, anzi si fa di tutto per farli morire. Montepo e Viale Mario Rapisardi. Vi mostriamo due esempi alternativi dove gli incivili di turno gettano i sacchetti della spazzatura ed altrettanto alternativo il modo di raccoglierla, ovvero mezzi con bracci meccanici che sradicano radici e danneggiano i marciapiedi. La motopala è stata qua, la motopala, perché gli operatori ecologici non lo possono levare a mano la spazzatura con il guante, no, a motopala che costa un occhio al comune, a me, a lei, a tutti. Purtroppo abbiamo una buca profonda almeno 1 metro e larga quasi 2, dove praticamente viene utilizzata come un cassonetto dei rifiuti. Ai piedi di un albero che forse non si capisce se ancora è in vita o meno, le radici sono praticamente divelte dal lato in cui c'è questo enorme fosso. Quel che resta sono i fossati che vedete, qui siamo al civico 192 del Viale Mario Rapisardi, profondi anche 1 metro, che rappresentano un serio pericolo per i passanti. Stai finendo nella buca? Ma sì, è vero, stavo proprio finendo dentro la buca in effetti. In realtà l'avevo vista, però è comunque molto brutta, non c'è che dire. È normale che ho rischiato di cadere. C'è una cosa enorme. Gli hanno distrutto anche un albero. Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005 e che denunciano l'altra faccia di Catania, con aiuole sempre più sbiadite o multicolor, ma solo per la presenza di sacchetti rosa, verde, blu, nero, ovviamente colmi di immondizia. Le associazioni ambientaliste non demordono e proseguono la lotta contro l'installazione di un impianto rigassificatore nell'area industriale di Porto Empedocle, a pochi chilometri dalla Valle dei Templi di Agrigento. Della costruzione dell'opera, sostenuta dal governo Meloni e condivisa anche dal governo regionale, si occupa Enel Nuove Energie. Legambiente è in prima linea sulle barricate. Dopo un recente presidio nel piazzale Caos dinanzi alla casa natale di Luigi Pirandello tra Agrigento e Porto Empedocle,
I vertici regionali e provinciali della titolata associazione ambientalista hanno appena ribadito le ragioni della loro contrarietà al rigassificatore in occasione di un confronto pubblico ad Agrigento, a Casa San Filippo, sede dell'ente parco della Valle dei Templi, nell'ambito della campagna Sicilia Carbon Free. No al rigassificatore perché? Perché è una tecnologia del passato, è un vettore del passato, noi abbiamo bisogno appunto, come dicevo, di liberarci dalle fonti fossili e il rigassificatore è un gas fossile che produce emissioni di CO2 che a sua volta appunto sono quelli che producono gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici. Condannare la Sicilia ad essere un hub del gas anziché un hub delle rinnovabili, oltre alla, cioè è una strategia appunto perdente a nostro avviso. Il ragionamento che facciamo è no al rigassificatore di Porto Empedocle, abbandono del gas e a favore delle fonti energetiche rinnovabili, quindi l'eolico offshore in prima battuta. A meno di imprevisti e nonostante le aspre critiche, il progetto del rigassificatore prosegue e dovrebbe concludersi entro i prossimi 4 anni. L'investimento è di circa 1,5 miliardi, compreso il completamento dell'area portuale empedoclina che rientra tra le opere di compensazione per il territorio. Era previsto, adesso c'è la conferma. A Siracusa i concerti pop lasciano il Teatro Greco e traslocano all'Ara di Ierone. Stiamo già mettendo a terra tutto il progetto che è stato approvato sia dalla soprintendenza che dai vigili del fuoco, quindi realizzazione di stradelle, realizzazione di impianto elettrico, realizzazione di impianto antincendio e quanto prima inizieremo a collocare tutto il teatro provvisorio. Una scelta che piace, una decisione presa dalla Regione per tutelare il teatro, ma tutela è una parola fondamentale anche per quest'area di 7.000 metri quadrati. Perché una volta che noi smontiamo questo teatro, tutte le stradelle che sono, ripeto, sempre reversibili, sempre con la massima attenzione, il tessuto non tessuto, sabbia, eccetera, eccetera, resteranno per la fruizione delle persone diversamente abili. I lavori sono già iniziati. Quello che vediamo qui nel progetto tra un po' sarà realtà. Un palco principale di 200 metri quadrati, 2 palchi minori collegati tramite passerella, 5 settori dedicati alle tribune e 7 per le platee. I posti saranno 4.000. Massima protezione del piede diritto a contatto con il terreno vergine, quindi non è un suolo archeologico a tutti gli effetti, perché il suolo archeologico ce l'hai 60-70 cm sotto e quindi siamo in campagna. Pur tuttavia abbiamo la massima attenzione sul teatro e sulle strutture che poggeranno sul terreno. 0 barriere architettoniche, area accessibile a tutti. Adesso non resta che aspettare di conoscere chi verrà, chi tra i big canterà qui. Lo scopriremo presto.